buonasera, le principali notizie. Orrore in 2 comunità alloggio di Pachino, nel Siracusano, anziani e disabili psichiatrici picchiati e minacciati, 16 le misure cautelari, sequestrate le strutture. Ricostruzioni non vere, c'erano alcolici e sono stati sequestrati, così la procura di Termini Imerese che indaga sulla morte di Simona Cinà, la pallavolista trovata priva di vita nella piscina di una villa Bagheria. Giovedì l'autopsia sul corpo della ragazza. A Catania l'escort cinesi e la casa di appuntamenti in centro storico, blitz contro la mafia cinese in tutta Italia. Trasportato in moto-app e poi lasciato 4 ore al pronto soccorso del Policlinico di Messina, la denuncia del giornalista Francesco Viviano dopo la rottura del femore. Vogliono privatizzare gli ospedali, dice. Emergenza idrica a Trapani, ripristinati 13 impianti su 17, ma la situazione resta critica. Nell'Agrigentino invece inizia a funzionare il dissalatore di Porto Empedocle. Sognavo di fare l'astronauta, parla Paolo Nespoli, il primo italiano a partecipare a una missione di lunga durata nello spazio. Calciomercato, interesse del Palermo per il portiere Semper in uscita dal Pisa. In Serie C, presentata la nuova maglia del Catania. Sartore del Trapani ceduto al Gela. Siracusa piace Bartolomei. Eccoci, buonasera, benvenute e benvenuti. E dunque orrore in 2 comunità alloggio di Pachino, siamo nel Siracusano, anziani e disabili psichiatrici picchiati e minacciati. 16 le misure cautelari, sono state sequestrate anche le strutture. Sentiamo Roberta Lunghi. La prossima volta ti picchio, ti arriva uno schiaffo, pugni, spintoni, aggressioni verbali con urla, ingiurie e minacce. Le botte non erano solo una promessa, ma una drammatica consuetudine. E non c'era solo un dipendente violento, ma un gruppo di persone capace di agire contro anziani e disabili psichici con crudeltà. La sofferenza per 20 persone suddivise in 2 comunità alloggio nel comune di Pachino, nel Siracusano, è stata interrotta grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, condotte dai carabinieri di Noto e dal NAS di Ragusa. Sono 12 le persone arrestate, 5 in carcere, 7 ai domiciliari con divieto di esercitare l'attività imprenditoriale o professionale nel settore della cura e assistenza a persone fragili per 12 mesi. 4 sono stati sottoposti all'obbligo di firma. Sequestrate 3 strutture sociosanitarie per anziani e disabili di Pachino, 2 oggetto di indagine e la terza riconducibile alla stessa cooperativa. Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni pervenute ai carabinieri da alcuni cittadini. Grazie ad appostamenti e intercettazioni sono stati documentati innumerevoli comportamenti violenti di dipendenti, spesso con l'avallo dei titolari. Anche una ragazza con problemi psichiatrici era tenuta legata al letto, impossibilitata a mangiare e a recarsi in bagno, costretta a supplicare per ricevere assistenza e ricevendo, a titolo di punizione, ulteriori vessazioni e costrizioni. Agli ospiti sarebbero state somministrate anche terapie farmacologiche di natura invasiva da dipendenti senza titoli. I degenti sono stati trasferiti in altre strutture assistenziali. Ricostruzioni non vere, c'erano alcolici e sono stati sequestrati. La procura di Termini Imerese che indaga sulla morte di Simona, la pallavolista trovata priva di vita nella piscina di una villa a Bagheria, smentisce alcune dichiarazioni rese dai familiari della giovane. Intanto giovedì l'autopsia sul suo corpo. Adelaide Barbagallo. Domani le analisi radiologiche sul corpo. Giovedì all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo sarà effettuata l'autopsia. Esami importanti per far luce sulla morte di Simona Cinà, la ventenne di Capaci trovata priva di vita nella piscina di una villa di Bagheria in cui festeggiava una laurea. La Procura di Termini Imerese, che ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti, fa il punto e smentisce alcune dichiarazioni dei familiari della giovane. Non ci sono elementi, dicono i magistrati, che fanno ipotizzare che lo stato dei luoghi sia stato alterato. Nella villa sono state trovate e sequestrate bottiglie di alcolici, c'erano ancora piatti e bicchieri usati durante la festa. La procura sta approfondendo tutti i possibili scenari, ma al momento l'ipotesi del malore è quella più convincente. Il corpo di Simona era esanime sul fondo della piscina, in un angolo poco illuminato rispetto alla zona del bar, la console per la musica e i servizi igienici. Almeno 2 ragazzi si sono tuffati in acqua per recuperare il corpo della giovane e hanno cercato di rianimarla in attesa del 118. Anche i soccorritori hanno tentato, ma invano, e intorno alle 5 del mattino ne hanno dichiarato il decesso. I magistrati
magistrati sottolineano che tutti i ragazzi sentiti come persone informate sui fatti hanno avuto un comportamento collaborativo. Quanto ai vestiti della ragazza, non sono spariti. La procura conferma che gli indumenti sono stati sequestrati dai carabinieri e verranno analizzati. Di Simona restano questi video. La vediamo allegra e spensierata poco prima della tragedia. Amava lo sport, era una pallavolista. Tutti la ricordano come una ragazza solare e assennata. A Palermo una donna di 67 anni è morta investita da un camion davanti all'ospedale Buccheri La Ferla. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna fosse uscita da poco dall'ospedale e è stata travolta mentre attraversava la strada. La prostituzione avveniva in uno stabile in centro storico a Catania, ora sequestrato dalla polizia che ha anche denunciato una donna cinese che avrebbe gestito il malaffare. Vasta operazione contro la cosiddetta mala cinese che ha portato a 13 arresti in tutta Italia. Orazio Longo. Il sesso a pagamento veniva pubblicizzato nelle piattaforme online, poi la prostituzione avveniva in questo appartamento del centro storico di Catania. La polizia, su disposizione della procura, ha sequestrato un immobile dove l'attività veniva gestita da una cittadina cinese che favoriva l'esercizio della prostituzione di suoi connazionali, organizzando gli incontri attraverso utenze telefoniche. La donna è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione. La perquisizione degli investigatori si è estesa poi ad un'altra abitazione di Ragusa, dove venivano rinvenuti numerosi profilattici, gel corpo e appunti manoscritti riportanti cifre e numeri di telefono. L'indagine di Catania fa parte della più vasta operazione nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo contro la criminalità cinese che ha portato a 13 arresti e 31 denunciati con sanzioni amministrative per 70.000 euro e il sequestro di 23.000 euro. Blitz in 24 province con particolare riguardo ai delitti legati all'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro, alla contraffazione di prodotti, alla distribuzione di stupefacenti e alla detenzione abusiva di armi. Tra le attività illecite anche la Wala con l'esercizio abusivo dell'attività bancaria in grado di gestire il trasferimento in nero di somme di denaro da un continente all'altro. Una mala cinese che al pari delle mafie tradizionali viene ricostruita dagli inquirenti come capace di ricorrere all'intimidazione e alla violenza con l'omertà come regola. Questa volta non si è limitato a raccontarla. Il giornalista Francesco Viviano ha vissuto in prima persona l'esperienza della sanità siciliana dopo la rottura del femore. Lo ha sentito per noi Francesco Triolo. Ha vissuto in prima persona le disfunzioni della sanità nelle isole Eolie. Il giornalista Francesco Viviano racconta così il suo viaggio dopo la frattura al femore a Stromboli, dal trasporto in motoape perché l'ambulanza lì sull'isola non c'è da mesi, all'arrivo in elisoccorso al Papardo, l'attesa di ore, quindi il trasferimento al policlinico, disfunzioni che la sanità siciliana non riesce o non vuole eliminare. Non dipende dai dipendenti e dagli operatori, c'è un finale unico che è la privatizzazione degli ospedali. A quello si vuole arrivare, quindi più disastro c'è, meglio è. La mancanza di un'ambulanza sarà colmata, assicura l'ASP, ma i tempi non sono brevi. È un'idiozia perché ci potevano pensare ad aprile, quando ormai quella vecchia ambulanza che c'era si è guastata, ma perché non l'hanno fatto? È proprio incuria, ignavia. Io non ci vedo chissà quali imbrogli dietro questa cosa, ma proprio in Cunea ci sono funzionari incapaci. Una considerazione che nasce anche da quanto vissuto all'ospedale Papardo, struttura di riferimento per le emergenze alle Eolie. La cosa del Papardo è allucinante perché loro hanno detto alla guardia medica di Ustica, di Stromboli e al 118 di portarmi poi con l'elicottero al Papardo. Mi hanno lasciato lì 4 ore senza dirmi niente e dopo 4 ore su mia insistenza qualcuno mi ha detto ora vedremo. Ho detto ma che vuol dire ora vedremo? Sapevate che arrivavo e ora mi trasferite in un altro ospedale? Ma io non capisco. Tra l'altro in quella situazione con un femore rotto l'emorragia continua e se tu mi tieni fermo 4 ore e non prendi nessun provvedimento potevo anche rimanerci secco. Su questo aspetto della vicenda il presidente della regione Schifani ha chiesto un'ispezione. La commissione ispettiva nominata dall'assessore Faraoni si è insediata ieri al Papardo. Dovrà accertare i motivi della lunga attesa, 4 ore, di Viviano al pronto soccorso prima del trasferimento al policlinico dove è stato operato. Emergenza idrica a Trapani, ripristinati 13 impianti su 17, ma la situazione resta critica. Nell'Agrigentino invece inizia a funzionare il dissalatore di Porto Empedocle. Laura Spanò.
A Trapani si continua a fare i conti con le conseguenze del grave guasto Enel che giovedì scorso ha provocato il blocco di tutto il sistema idrico del territorio comunale. Il sindaco Giacomo Tranchida ha fatto sapere che 13 impianti su 17 sono stati ripristinati, ma non sono ancora in grado di garantire una distribuzione idrica accettabile. In questa fase critica l'amministrazione comunale si è rivolta anche ad altri enti per cercare collaborazione e alleggerire l'emergenza. Dito puntato contro il comune di Misiliscemi che ha concesso l'acqua solo per 24 ore e solo davanti al prefetto. Comportamento irresponsabile, dice Tranchida, che sarà accertato dall'autorità giudiziaria. In queste ore stanno venendo incontro alle esigenze idriche di Trapani i comuni di Erice e Castelvetrano. Intanto l'acqua del mare inizia a dissetare Agrigento. È operativo il distallatore mobile nell'area Enel di Porto Empedocle, il primo dei 3 impianti strategici previsti dalla regione con quello di Trapani e Gela. Sono già 50 litri al secondo di acqua distallata a fluire nella rete attraverso il nodo di Villa Seta per servire la città. Il potenziamento sarà progressivo, altri 25 litri l'11 agosto, ulteriori 25 dal 14, fino a raggiungere una portata complessiva di 100 litri al secondo. Il governatore Renato Schifani parla di risultato concreto contro la crisi idrica. Per installare i 3 impianti la regione ha stanziato 110 milioni di euro. Vertenza Almaviva, arrivano le prime lettere di licenziamento per i 387 lavoratori siciliani. In extremis la regione tenta un salvataggio e i sindacati accusano basta annunci e illusioni. Sentiamo Tonino De Mana. Le lettere di licenziamento sono già partite e per i lavoratori del call center Almaviva che si erano occupati del servizio emergenza Covid si avvicina il triste epilogo, per la verità annunciato. Per 387 di loro, 275 a Palermo e 112 a Catania, il tempo delle promesse è scaduto, anche se in extremis le istituzioni sembra stiano tentando un salvataggio. Sembrerebbe che per domani la Regione abbia convocato un tavolo tecnico tra gli assessorati per affrontare la delicata vertenza. Si tratterebbe di un passo auspicato da tempo, sostiene SLC CGIL Palermo, e speriamo produca atti concreti orientati a soluzioni reali con la costituzione immediata del bacino regionale, responsabilità chiare dei vari assessorati ed un cronoprogramma vincolante. Saremo vigili e pronti a valutare il lavoro delle istituzioni sui risultati e non sugli annunci. La SLC CGIL, prosegue la nota, continuerà a battersi affinché il bacino non sia un parcheggio ma una vera e propria opportunità di ricollocazione per tutti gli ex dipendenti Almaviva. I lavoratori non possono più aspettare, si legge, e non meritano altre illusioni. E in quest'estate dalle campagne si alza il doppio allarme dei produttori di grano venduto a basso prezzo e degli allevatori per i pascoli bruciati dagli incendi. Roberta Lunghi. È un duplice grido di allarme quello lanciato da Matteo Paladino, vicepresidente vicario della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia Occidentale, che denuncia una situazione ormai insostenibile per migliaia di agricoltori e allevatori di Trapani e del Trapanese. Da una parte, intanto, il prezzo del grano. I nostri agricoltori stanno raccogliendo il proprio grano con dei prezzi bassissimi che si aggirano all'incirca tra 20 e 22 centesimi. Una contraddizione evidente se si pensa che il costo dei prodotti derivati continua a crescere senza sosta. Importante poi riuscire a contrastare la competitività del grano estero. Abbiamo chiesto sia alla Regione Sicilia che all'Europa quindi di abbassare i parametri delle microtossine presenti nel grano proveniente dall'estero, soprattutto quello canadese, proprio per evitare questa entrata scellerata di questi grani che nuociono prettamente alla nostra salute. Poi c'è il dramma dell'emergenza incendi che ha colpito la provincia di Trapani, distruggendo vaste aree a Cofano, Zingaro, Custonaci, Scopello e San Vito Lo Capo. I nostri allevatori che sono presenti in quella zona a discapito a momenti della propria vita sono riusciti a salvare i propri greggi. Ora il problema principale è come sfamare i propri animali. CIA chiede la dichiarazione di calamità naturale, aiuti economici immediati agli allevatori, la concessione di aree demaniali per favorire il pascolo controllato e prevenire nuovi roghi. A Catania una quarantenne è stata denunciata dai carabinieri per estorsione al padre di 78 anni che si rifiutava di darle 50 euro. Nonostante la presenza degli investigatori, la donna ha continuato a insultare appunto il padre.
Restiamo a Catania, dove proliferano le discariche abusive con il rischio di incendi sempre più elevato. A ridosso di Via dei Salesiani abbiamo scoperto anche una montagna di documenti scolastici abbandonati. Tonino De Mana. Sono vere e proprie bombe ecologiche, poco distanti una dall'altra e a ridosso di abitazioni, garage, parcheggi ed uffici, nella fattispecie della Sidra, società partecipata del comune. Catania fa i conti con l'inciviltà e le immagini che vi proponiamo sono state girate in via Vagliasindi, esattamente nella parte alta che collega alla via dei Salesiani. In pochi metri si assiste ad un impressionante campionario di rifiuti dove balzano all'occhio sanitari nuovi di zecca, elettrodomestici di ogni tipo, pneumatici e certificati di garanzia di scope elettriche con annessi pezzi di ricambio. Di giorno e di notte da queste parti si passa e si scarica ogni cosa, ben sapendo di farla franca. È una vergogna, oltre ad essere pericolosissimo perché il rischio di incendi è altissimo. Ci sono carte, fogli, anche documenti scolastici. Un giorno stavo avendo anche un litigio perché avevo evidenziato a quel signore che stava buttando se era corretto lasciarla là, visto che ci sono i posti idonei dove andare a lasciare la spazzatura. Cosa stava buttando? Di tutto. Pensavamo di aver visto tutto, ma facendo una piccola rampa con l'immancabile vegetazione incolta, anche qui il rischio incendi è elevato, si arriva in un terreno privato. È qui che troviamo scatoloni e scatoloni di documenti con l'intestazione del Ministero dell'Istruzione. Per motivi di privacy riprendiamo le carte da lontano. Per la cronaca si tratta di documenti datati 2012 con incarichi in diverse scuole di Catania e provincia. Resta da capire chi ha scaricato questo tipo di documentazione, peraltro a ridosso di un distributore di carburanti, e come mai nessuno si sia preso la briga di controllare. Una breve pausa, poi vi racconteremo la bella storia dell'astronauta Paolo Nespoli. Dieci anni di passione per le stelle celebrati con un ospite speciale, l'astronauta Paolo Nespoli, protagonista di 3 missioni nello spazio. Sentiamo Veronica Barbarino. Un viaggio tra le stelle è quello che da 10 anni il Centro Ebleo di Studi Astronomici promuove attraverso l'osservazione e la divulgazione del cielo. Per celebrare questo importante traguardo, il CISA ha ospitato Paolo Nespoli, l'astronauta italiano che nello spazio c'è stato davvero e che ha portato a Ragusa il racconto emozionante della sua esperienza tra le stelle. Il mio sogno da bambino era quello di fare l'astronauta. Ho passato attraverso una laurea in ingegneria aerospaziale, la conoscenza dell'inglese. Ho provato a fare delle selezioni e sono passato alla terza selezione. Non è stato facile, è stato forse il punto più complesso della mia carriera. Primo italiano a partecipare a una missione di lunga durata, ha incantato il pubblico con il racconto della sua vita nello spazio. 313 giorni in orbita a 400 km dalla Terra, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ha vissuto in 100 metri quadri con altri 7 astronauti in un ambiente a microgravità, viaggiando a 28.000 km orari. Vivere in assenza di gravità è veramente interessante perché uno deve cambiare un po' il concetto con cui gestisce le cose, con cui è abituato a lavorare, deve imparare a muoversi in un modo diverso. Il cielo affascina da sempre, ricorda il siciliano presidente dell'Unione Astrofili Italiani. Svelare il mistero delle stelle, il mistero di quello che ci circonda, di questo universo che è uno scrigno di colori, di gioielli e di cose fantastiche. Un evento che ha unito scienza, passione e futuro, ricordando a tutti l'importanza di continuare a guardare in alto, perché i sogni impossibili sono quelli nei quali non crediamo abbastanza. Ironia, ritmo e applausi a scena aperta. Emilio Sulfrizzi incanta il teatro dell'Efebo con Anfitrione, il capolavoro di Plauto che fa riflettere divertendo. Davide Sardo. Un vortice di risate, equivoci e riflessioni sul valore dell'identità. Anfitrione di Plauto conquista Agrigento tra lunghi applausi al teatro dell'Efebo. Sul palco la compagnia Molière, guidata da Emilio Solfrizzi, attore e regista, che ha regalato al pubblico una interpretazione intensa e ironica.
Plauti è un genio, lui si è inventato tutto, si è inventato il doppio teatrale, ha messo gli dei tra gli uomini, gli dei camminano tra gli uomini facendo danni e noi non possiamo fare assolutamente niente. Voi non potete capire la modernità di Plaut, perché chi sono gli dei moderni? Sono i social, sono gli algoritmi, sono quelle cose che sono sulla nostra testa e noi non possiamo fare niente, sono quelli che addirittura ci indicano la strada e noi pensiamo che sia la strada giusta. 2 atti travolgenti in una cornice suggestiva, l'antica cava di tufo trasformata in teatro all'aperto ha reso ancora più magica l'atmosfera. Un tuffo nel teatro classico che ha saputo parlare al cuore e all'intelligenza del pubblico moderno, emozione pura sotto le stelle di Agrigento. Una breve pausa e poi lo sport con il calciomercato. Eccoci al calciomercato, interesse del Palermo per il portiere Semper in uscita dal Pisa. In Serie C presentata la nuova maglia del Catania, Sartore del Trapani ceduto al Gela, al Siracusa piace Bartolomei. Sergio Colosi. Amichevole con il Manchester City e campagna abbonamenti nell'agenda settimanale del Palermo, chiamato a risolvere anche il nodo del portiere. Con Desplanche promesso al Pescara si cerca un sostituto. Allo svincolato Bardi si è aggiunto il nome di Adrian Semper del Pisa, caldeggiato da Inzaghi e favorito dall'arrivo in Toscana del nuovo titolare Scuffè. Sempre in piedi la pista Klinsmann con Gomis dal futuro ancora incerto. In difesa potrebbe partire Lund. Entusiasmo anche in casa Catania. La società rossazzurra ha presentato sui social la nuova maglia. Eccola, si legge nella nota del club, con i colori del Noi, la campagna abbonamenti e con le tonalità della lava e del nostro mare, che da sempre accendono i cuori e l'entusiasmo di una città profondamente innamorata. Il kit è disponibile al Catania FC Official Store in via Vittorio Emanuele II. Dal ritiro di Norcia sensazioni positive per Toscano. Domenica sera al Massimino amichevole contro i maltesi della Valletta e presentazione della squadra. Ci sarà anche Pelligra. Giovedì la ripresa della preparazione. Sul mercato si allontana Vallocchia e molto vicino a Loi. Accordo quasi raggiunto con la Ternana e con il calciatore che firmerà un biennale. Il secondo centrocampista arriverà se parte uno tra Luperini e Frisenna. Sicuro l'acquisto di un altro attaccante. A Valderice il Trapani ha iniziato la seconda fase del ritiro. L'attaccante brasiliano Sartore, dopo il prestito al Piacenza, si è accordato con il Gela. Al Siracusa, che prosegue la preparazione al De Simone, piace l'esperto centrocampista Paolo Bartolomei, oltre 200 presenze in B, conteso dal Cosenza. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.